Saluto a tutti e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca qualsiasi questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una cosa che le aggrada, risponde a una scantas preguntas mesa e nos consiglia qualche libro e legere. Comente per sos arabos e per otteros populos per il mondo, la poesia è stata per sos sardos la forma artistica prus arta e che prus ad appassionare il pubblico sardo. In intro questa tradizione sa poesia sarda, ca chentina de lumenes e de poesias prus pagu connotos. E ca finzas cosas a fora de sa tradizione che pertoccano a bortas a una vita o una città de via. Pro narrere in Nugoro, i sottighentos, e sei da campo un'iscola de poeta nugoresos chi imprea su sardu nugoresi sas poesias soro. In questa puntata mi faccio una resonata con Maria Antonietta Piga, nugoresa, giornalista in sardu, in sas televisione sardas, commenta Tele Sardegna, e chi commenta traduttore a zirau i sardu sul libro di Emilio Salgari e di Edmondo De Amicis, e fa che finzas as editor de romanzos in sardu. Con Maria Antonietta oggi esterrimus una panoramica storica su per sa poesia nugoresa de sottighentos, mentre vamos sos poetas prus importantes de questa scola e questionamus de sos temas e de sa casta e limba che impitaian a custos poetas. Tenete vos contu e istentate vos. Benevenne attando a s'ospite di questa puntata, come te vos apponao Maria Antonietta Piga. Benevenne a Maria Antonietta, come tistas? Ben accattauso, io sto bene, sono contenta oggi di mi va che questa bella negoziata che in te cusu. E io pure sono contento che l'argomento di interesse umano e ho curiosità di lo conoscere e di imparare da te e che lo conoscere bene. Raccontanos, Maria Antonietta, la storia e sono lumenes di questa scuola nugoresa di poesia che magari non tutti la conoscono. Ma per me oggi è un piacere mano a contare di questa scuola poetica nugoresa, una scuola poetica che non tutti conoscono e che invece merita di leggere le poesie e di conoscere i suoi personaggi, che sono a vero personaggi, sono poeti nugoresos che sono vivi, stavano in Nugoro, che hanno poetau in Nugoro in sa seconda metà dei sottichentos. Namus chi sono poetas che namus sos componimentos, sas poesias, sos poemettos che meda si scrivene per i poemettos in sardu, sono stati scollioso finza che in carche difficoltà pro calicunu, che fini poesias che si colavano da babbi in fizu o chi si colavano da una satiro a maniera orale. Pensiamo che questo poetas Franco Calicunu che vi ti studiau e sia non ti studiau, non schiata forse manco scrivere bene e dunque ha fatto una poesia orale e per la codificare appustisi che sono mortos e sti sta un poco difficoltoso, ma siamo fa vedendo de poetas che come sono tornando tutti su a Pizzu, tutto a campo, che lo sono studiando, Pascale De Sanai l'ha studiato bene, Giancarlo Porcu, che ha scritto libros e saggi sopra questo poeta, stessio de Paco un libro sopra Pascale sopra Bovore Ruveddu, e dunque abbiamo schipato un interesse sempre spurmano sopra questa scuola che contano questo poeta nugoresos della società di chi viviano, dei problemi della povera gente, criticavano la società e dunque è importante per su questa scuola nugoresa che questi poetas
aian un interesse umanu pro sos bisonzos de su populu, de sa gente comune e duncas an contadu de sos mottos de sa rebellia a pustis de s'editto delle chiudende, quindi sos mottos de su connottu chi insomma sun custos puru como sun torrande a los iscoperrere e ande faeddare. Faveddavan peri de personaggios de sa zittade a manera brullera, a manera ironica e duncas custiscola nugoresa est de importu mannu sicundemene pro cussu e in prusu ca impreavan in s'iscrittura su nugoresu. Su sardu nugoresu e duncas sicundemene nde vale propriu sa pena de torrare a scoperrere custos poetas. Unu de sos prus connottos forsis est Bustianu Satta, ma sa cosa prus importante sicundamene de custiscola est chi an truncau una tradizione letteraria e poetica e duncas insomma noi nugoresos fimus a zicure verdes semus istaus sempre a zicure verdes. E dunque ti cherzo preguntare custu, tu eses chistionale de una tradizione poetica contra sa cale custos poetas truncana, no? Ma Mhm. naranos carchi cosa in prus, contanos cale via da sa tradizione de cale tradizione poetica semus faeddante, ma vinzas si indargana, contanos puru commente truncheiti chi in questa tradizione, custos Mhm. poetas nugoresos o vinzas narandenos carchi lumene, carchi titulu si Certu, indargana. certu. Tando custos poetas nugoresos truncan in una tradizione connota meda e chi connoschimus gracias a regortas de poesias chi sunt istadas imprentadas da edizioni della Torre, chi in Sakura, a in curu de Paolo Pillon, ca pronde narre nunu, e semus faeddande de poetas connotos che a padre Ruveddu, padre Luca Cuveddu, perdona, Pietro Pisurzi, Gavino Pes, chi vini custos poetas, prima de totu vini poetas coltis di narreroie ca vini prides, vini padres di Scoloppios, come si nata, e fini fachiano una poesia chi si ligata a una tradizione de poesia semiculta, come si può narrere, chi si ligata pare a sas esperienzias arcadicas, a sa chi viti connota come Arcadia, e duncas issos faveddan de custu mundu chi nos contat de personaggios femminiles commente Fili, Dafne, uve data custa tradizione de amore suspirau, de custas las podimus murmutire galanterie letterarie, no? Chi custas feminas idealizzadas, chi ti ponen, chi ti fa che impatire, Cloribella de rara ermosura, ecco, questa sono sarmusar de Selicona, chi assistini su poeta cantante, sa bellesa de custar feminas, sa amore, chi si prova pro custar feminas, e dunque questa vita namus sa tradizione de sus etichentos, pro totu sus etichentos, e prus innantis puru de sa poesia chi scrivian in logu doresu, ammentamonos chi sa limba de sa poesia colta, de prestigiu, fiti su logu doresu illustre, no? Su logu doresu litterariu. A un certo punto, invece, custos poetas nugoresos truncan proprio chi in questa tradizione, chi si ribellan a s'arcadica manera, commente nata Pascale de Sanai, chi proprio in una poesia contata de una femina in una maniera proprio diversa da commente invece se la contava ta Padre Luca o Gavino Pes. Si chiede ti potto vinzar leggere questa poesia, casi con me ti va che comprendere proprio si spiritu chi animava ta cussu tempur, no? Sì, no, no. Eh, Lega nolla, a eh, Sabine, quando si eh, questiona de eh, letteratura, andiamo questiona a veces in altre spuntadas, è importante a poter leggere esas certo. paraulas de custos poetes o scrittores che illuminamus. E tanto questa est sa poesia de Pascale de Sanai che si intitulata Allia, proprio dedicata a una femina. Si t'indammenta Lia, cuchinadu tapu in totus a sarzas connoschias e sarmassiddas tuas colorias appo a cuddar de gloria simizzau.
Tappos a testa brunda coronau zirende in sas campagnas fioridas. Tappo puru promissu 1000 vidas, tales cherer d'amore vaveddau. Ma commo, istraccu de ti narrer dea, mi rebello a sarcadica manera de ti cherrer amare chin si dea. E solu tappa narrer duor faveddos craroso e sa consenti scrasa sero tappa a dare un vaso a pitticheddoso. E questo è proprio lunata, in principio parete insomma chi siete vantande questa femmina a sa maniera arcadica, no? Tanto usar massidda stu scolorias, la zappa simizzata da sarde clori, sa testa brunda, ti lappo colorata, si rende in sa campagna de vrores, come però deo, questo amore platonico, no? Questo amore chi si idea, mica ti straccao e dunque ardeo sì, tu sei d'accordo a pa bene scrassero e t'appa dare un vaso a pitticheddoso su vaso a pitticheddoso este penso che insomma si conosca questo vaso chi si pittican sarmassiddas chi sospodicas e si data un vaso a zocco dunque non è espruso una femmina idealizzata, una femmina chi è pezzo un'idea, è una femmina reale e su la che riconoscere, cioè la conoscete, la che addoviare e la che basare proprio le persone. Dunque già questo su chi in questo este è proprio usa la filosofia che ha t'animare e suppure ti scritto a sarcadica maniera in locutori illustre vinza Pascale de Sanai però a un certo punto è una tabasagai deo come proprio cherio truncare questa tradizione che di scrivere in nugoresu e che di scrivere de cosas invece più reales Pascale de Sanai per chi non lo conosca però narrare su cati scritto che rende che è iscritta pompiande un quadro de ballero e chi l'ha musicata un montone di gruppo o si non osa che ti scritto in sabba che sta cantone Maria è dato tutto storada dunque finza sa rappresentazione di una femmina che vive sa vita de cada dia sa vita vittiana che è andata a sabba o chi cherrete no che se taccia no su chi libro e dunque questa è una tradizione importante dai Nugoro ma per narrare Canonicus Olina si scrivete su conto de Noè chi este un poemetto che è fatto da uno proemio e da sette cantos e su contata de a maniera umoristica de Noè innanzi a pustir de su diluviu finza skin namurgai partes chi come l'abbiamo definire Osè chi pittica naziku e suppuru iscrivete in un bello nugoresu ma gai ateros ecco giusto per un evento fare pro un evento fare calicuno e truncana non pezzi che impreana non vedan prunda la donna angelicata di questa femmina idealizzata di questa ardea che valana de su mundu il soro e manco valana non è una femmina tangibile come te si può narrare dunque non truncan pezzi procussu ma vinza sca impreana a temas sociales contana de su chi si vive in sa sociedade e dunque procusto è importante pur usa di scuola nugoresa e un altro chi iscrivete chi non si conoscete mancari este Bustiano Usatta pronarre Bustiano Usatta e scrivete una poesia descrivete su nugoresu forse si calicuno la conosca bello d'aspetto vorte corazzudu amante desa patria desonore ama s'amico de sincero amore pone sa vita pro lidare azzudu erbeffulano mandrone l'imbudu brigantino e rocca che pidore mantene tottu vita su rancore vive che turco e cotte stu sturrudu pippa continuo e fa che si spaccone delle soria si tira tassi spissu vura sempre scandesta occasione insidia chi picca resta fisso insomma è roba reclusione ma savama savame speiurdissu queste solina spronarrere chi scrivete di su nugoresu dunque sono poetas chi vivene su tempus issoro e contana de su tempus issoro
Bella questa cosa. Su Bustiano usata che armento vado este su Mattesi che ha fatto vinzas poesias in italiano. Certo, sì, Però sì, sì, sì. hai scritto vinzas poesias in nugoresu, in sardo, Sì, namus. sì, come ho sindacato calicuna, mancare giusto pro, cioè pro l'ischire, tipo, ecco, su battizzo pro narrare de Bustiano usata, là una cantata e la cantana, da lui è un montone de coroso de Nugoro e non pezzi di Nugoro, pro narrare su battizzo. Compare barbivatto che ogni sposo colata in ghirio che in sa caraffina, a sospizzin da su maricoso e a comare caffè de coraddina, i fora e sa cortitta, ziu cambosu li pesat una voce, in sa cuchina, zaiu, cuntentu, in mesa sa chisina, se stotti sterrio che cane runzosu. E a su pizzinnu, tottusu, sa fortuna, alleghen in sa sistellasa e in su vinu, e li cantana in ghidius a cantone. Ma Antoni, chi da bivi più de una, nata, chi tottus anzira sutinu, casu pizzinnu, finiti in presone. Questo è il bustiano usatta, pro narrere. E bidende Eh, sese, no, noi schimmu su chi Bustiano eh, usata e scrivia poesias certo, in sardo sì, puru, sì. ca in iscola io mi lamento, studiando esas poesias suas in italiano, Sì. tre banditi, non mi ammento manco come te Sì, scrivessi, infatti, sì, no, no, beh, sì, e su, escono notto in sa antologia sa de italiana, sa pezzi pro canti di Barbagia, insomma, pro custa da regorta de poesia sa, in italiano. Invece si scriviata vinza sa in sardo, ecco, pro narri su puru a Piera, dedicato una cantone, una poesia, un sonetto, è nata a Piera, non ti mustres tanta vara de amore sul risor delicados, che in custu coromeu, che ti prepara vasos e carigno ormai provaoso. Iscurta, bella, iscurta, rosa rara, iscurta sos piantos infiammados, chi a notte e die prote columba cara, messi in dai sosoior di dizzadoso. Pache, columba mea, pache, tesoro, istella mattutina desoriente, chi costante mi brillasa in su coro. Semmus unidos in d'unu destino, ed ego aspetto così istante ardente chiamos a dormire sino a sino, no che puru comincia a vantande la bellezza di questa femmina e a tutti però nata, vabbè però non depimur viere è sta e vero. depimur dormire, però avere questo este vi bustiano usata e dunque questo su un uso poeta hanno preso de Sanai poi chi è Lucherete, namus, chi è Legger de Sanai, ripeto, queste questo duo saggio bello so de Giancarlo Porcu, chi contatta desa vita sua e desa poetica e de namus evoluzione vinzasa poetica chi ha fatto de Sanai e dunque a veru forse si escas un poco con Nottor ma sono un'altra, ecco, pronavere de Sanai e Gaetan Kamuskin, sos poetas, mento fande carchi poeta, de Sanai scrive che a uno signoricu divertiu. Curre, puro a sorballo signoricu, in brazzor desamante scandalosa, supra su pettur suo ti reposa e suzza su veleno a ticcu. Attere, guerre sa vida chi in su piccu, pro te basta sa vida lussuriosa, e si chi puru, chi è temuti cosa, Tottu attive si passa a sendericcu, diverti e zoca in su letto caente, e quando si stracque tanto iocu, de durches e rosolio stittatta. Nuda t'importe, sì, provate la gente a pacu, fumiet in su vocu una padedda desola irmulatta. E dunque sa issu inoche dinunziata chi sa differenza sociale, tu e chi sese uno principale, uno signore, uno ricco, ti con la sa vita che da traballare, manicando i viventi, chi in femmina, insomma, ti con la sa vita bella, però tu non vi pensi a chi invece deve traballare e non ha manco te manicare, è nata zittata de una padella di mulatta, penso chi la conoscano, è una specie di verdura che non è proprio ubeda, este tipo della famiglia de su caule, insomma, come te possono essere le cime di rappa, una cosa che si è accattata in campagna e ad Olumanno si andava i fatti de susartu, chircande mulatta, vuzzoso, da manicare che altra cosa non vindaia. Ecco, e questa una delle chi scrivete contra, ecco, a questa differenza di classe e questa a uno signorico divertiu. Finza su una poesia realista po di munnare, no? Così, no, no, si vies influenze surrealismo
ca si deu abbadiere sa prima chi nos ha lettu, cando chistionat de sa femina, che l'idealizzare, chistionat de certo, itechere dai sa femina, certo, cando chistionat de custa pessone, chistionat de custa pessone su contestu sociale de su logu suo. Pro cussu ti cheria preguntare duas cosas. Una no est una pregunta, namus, este una cosa chi a pogana de narre, este certo, chi sa limba chi impreana est prus adatta forsis a chistionare de custas cosas, una limba prus a curzu a sa vida de cada die, l'impreana pro chistionare de custas cosas, invece de impreare una limba arta chi cer storicamente sa poesia sarda è su logu d'oreggio, amus a narrere. mh-mh, S'atera cosa che ti cheria preguntare este, mancari, naranos carchi data vinza, no? Ca, mh-mh, ecco, son lummanes e mancari los amus imparados, però in cales annos certo. Sì, iscrivian custos poetes, ma sì, vinzas ca, como custa no est una pregunta e non la è suzzetto chi no ischimus mancu sa risposta, però ti cheria preguntare chi bada atteras cantones in nugoresu, magari da me da Saneddu può narrare, beh, certo, Saneddu est certo, in nugoresu, fa che certo, parte, dunque sas preguntas sun duas. mh-mh, Saneddu fa che parte de custa tradizione, de custa iscola, e s'atera pregunta est, narranu sul pagu e datas, cando sun naschidos certo, custos certo. poetas e Sì, cando han sì. publicau. Certo, tando osaneddu no est insomma namus dae sos annos a pustis de sos annos chimbanta est moderna, nam podimus definire moderna. Invece custos semus faeddende de tipu Ruveddu est naschiu in su 1847 e duncas est mortu in '81, in su 1881. Bustianu usatta est forsis de sos prusu de prusu giovani, tra virgolette, che nasciti in su 1867 e poi si che mori giovano, bustiano usata dell'umano si che è morto giovano in su 1914. De Sanai este de su 68, 1800, stiamo parlando sempre di su 1800, 1868 si che moriti su 1919, su canonico Solinas è naschiu in su 1872, si che morita primo ortesu 900, se non mi sbaglio, su 1913. In prusu beste Pietro Piga, un atteru poeta nugoresu, chi este del 1871, issu però si che morita su 1960. Dunque siamo sempre faveddande desa seconda metà de 1800, ecco, de poetas chi dunque hanno connottu su chi va capitau a pustis dell'edito delle chiudente de su 1820, chi hanno connottu vinzas a totus as consequenzias desa partimenta de sos terrinos, decando a sa populazione che l'hanno tirau su sustentamentu de sa vidissoro, ca cando s'han tancau tanca serradas a muru, battas a sa ferra, lis han proibiu de andare, ecco, a si budire servuzu, a si paschere mancari unu porcu, a si paschere sa mannaditta. Dunque lis è mancada cussa sussistenza, cussos mezzos de sussistenza chi li permittiat a sa povera gente de vivere, non naro chissà commente, a su mancu de aere carchi cosa unu pacu de recattu. Ana connottu sa povertà de vera, vinzas in locus issoro. Tu e pensa chi calicunu de issos est andau a ti studiau mancari vinzas di fora, ma est torrau mancari a traballare a Nugoro e duncas ha bidu propriu sas differenzias, no? E custu cando tu vives cada die su disisperu de sa gente, essende poeta, non podes tancare sos ocros e mancari espressare sa bellesa de custa gloria hermosa, o sa bellesa de sa l'icona ove sas musas ti dan ispirazione e scrive sa poesia. E za lu credo, Non bi e che za li lu credo. avvaches, Però è bello vinzas po' meno allo sponnere su contesto storico, che sa certo, fine, come cada certo. letteratura, se letteratura sarda puru, non è Certo, certo, isopada o a certo. bandara dai suoi Ecco, stessi mondi. infatti si custu est, su fattu chi issos intendana forte cuvinza su malessere de sa gente issoro, custu cheret narrere chi deo l'apo semper nau, est unu de sos obiettivos de su poeta, est andare a raccontare de sa sociedade, de su chi anda bene, ma mescamente de su chi non anda bene. Certo. Da, Se pensiamo a uno come te Peppino Mereu, può ecco, narrare bravo, ecco, informato. ecco, infatti io ecco, un atero è Pippi Numereu pro narrere,
chi pensamus viviat in unu locu che a Tonara, chi considerande già est namus unu locu isolau, podimus narrere oe, immaginebos ite viti a sos tempos de Pipinu Mereu, e puru issu leghiat a vitu una persona chi aiat finzas istudiau, però non de podet facere a mancu de contare su chi vivet. E grazias a issos connoschimus finzas sa realtade vera, ca l'ischimus noite nana s'istoria la va che sos chi vinchen e non invece sos chi perden. Ecco, issos invece dan a voce finzas a sa Est gente vero. comune, a su populu. Ca mancari non apemos memoria de cussos annos abortas sun annos semus faeddande de chentu chimbanta, chentu Eh, sessantannos fa, che sì, tendamus memoria, sì. però m'agrada custu discorsu che magari podimus creschere un'atera volta de Certo, los ponere in unu contestu internazionale, ca se certo, badiamus su realismu certo, in custos annos, deu mi certo. faeddande Mh, de ottichentos, certo. e beh, Mh, pensamus a Dostoevskij, mh. o pensamus a Flaubert, o Certo, pensamus certo, a Bernardotti, de Mh. Maupassant, Mh. Chekhov, Zola, chi forse su prus famosu Sì, de totus, certo. totus sos iscrittores pro mennor de surrealismu. Mh. Evidentemente sos poetas sardos, mescamente custiscola nugoresa, fiat in contattu Sì. e fiat puru Certo. influenzada dae Sì, sì. custiscola. E Sì, sì. s'ottichentos est unu periodu chi connoschimus mancari mescamente, pro sa letteratura italiana, prus de sa letteratura sarda, Mh-mh. ca poi istis unu igentos chi sa letteratura sarda creschet grassias a Graziateledda, custu Certo. pedallu narrere, e invece se s'ottichettu lu connoschimus prus pagu. Un'atera pregunta ti cheria faghere sin dargana, gai E a te los certo. battor minutos ti che lor furo. Eia. Oe in die sighi custa iscola in Nugoro e a bindà poetes novos chi sighin custa trassa, cherzo narrere. Mancari b'at poetas chi iscrien e publican poesias e custu diat esse bellum meda, però mancari b'at atteras maneras de fagher sighire cust'iscola e de la fagher connoscere cantendela o leggendela o traduendela, non nd'isco. Mh-mh. Commente a barra viva cust'iscola in Nugoro oe in die. Tando hoy en die podimus narrer chi poetas nugoresos a dolu mannu bind'at abarradu pacos. Unu est Giovanne Piga, chi est babbu meu, chi sichit a iscrivere e chi issu puru sichit a contare su chi capitat in su mundu de bonu, ma mescamente de malu. Bi fit Tziu Franzischinu Satta, chi invece sich'est mortu già a primos de sos annos 2000, issu puru siat sas poesias de Giovanni Piga e siat de Tziu Franzischinu Satta sun istadas musicadas dae coros e las cantan. Gallu oie sichina a las cantare, mancu male. Sos poetas chi t'apo mentovadu de s'iscola nugoresu, deu so cuntenta ca los sun torrande a iscoperrere. B'at un'interesse mannu supra custos poetas, ripito, de s'anai est istadu istudiadu bene meda, e duncas ma finzas ruveddu, e semper de prusu b'at interesse pro sa poetica issoro, duncas fortzis ian bisonzu de prus istudiu e prus chirca. Pro chie diat cherrere finzas a connoschere carchi cosa de custos poetas nugoresos, deu inzalo sa antologia de poeti dialettali nuoresi, chi sa prima edizione no est prus in cummerciu, ca sa prima edizione fit de su 1969, bind'at apiu atteras ediziones chi annantas, e infatti s'ultima edizione chi est imprentada dae Ilisso Edizioni, bisun peri Tziu Franzischinu Satta e Giovanne Piga. Est istada iscritta dae Gonario Pinna e su puru abbocadu nugoresu, chi abberu aiat custa amore mannu pro sa cultura e pro sa limba, e duncas accolliu custos poetas, e chie los cheret connoschere podet chircare custu libru chi penso chi siat galu in produzione dae sa Ilisso Edizioni.
de vale sa pena ca, ripito, battemas a chi ad olumanu galuoies unu attuales ca custos poetas finzas si l'appiccavan chi in sos principales de domissoro, ecco, non andavan a chircare mancari su Viceré, comente Osor Barones, comente aiat fattu Francesco Ignazio Mannu in Sinnu, namus. Andan contra a sos alarpes chi amus in domo nostra, ecco, duncas finzas cussu est una cosa de suttalineare. S'antologia de Gonario Pinna, s'urtima de Selisso, mi pare chi sia de su 2003, però deo l'apo bida in libreria finzas vai paccu, duncas penso chi si si potat accattare, pro chi è mancari è curiosu e cheret approfondire, mancari no est un usaggiu de approfondimentu, però si podet faghere un'idea e appusti mancari chircare carchi cosa de prus fungudu in atteros testos, ecco. Har fatto bene a lu narre ca nois in cada puntada pedimmus sempre a s'ospite de nos consizzare carchi Sì, libru, sì, però mi pare chi de custos bindappada e chi s'accatene est sì, importante. Appustis deo mh, ponzo totus os títulos e sa descrizione de sa eh, puntada, ca sa gente se si los quere chircare, si los quere comprare certo, o andare in libreria a dimandare si los tenene, lu pode faghere e pro mene est gallo prus importante su caso de custos poetes ca commentamus nau sa poesia est bello ande faeddare, bella chistionare de su contestu istoricu, però appustis mi la cherzo leghere e duncas est bello chi unu si la chere leghere certo, sa poesia si certo. la possa Poi godire certo, in poi su dea librettonu. certo, poi dea un'apo mentovau a Predomura. Predomura est unu poeta chi truncat, ecco, Predomura est un atteru chi truncat chi in una tradizione, ca issu est unu poeta chi podimus considerare modernu, chi in principio at una tradizione intimistica de sa poesia sarda. Pro narrere Piero Marras at musicau Cherimus un arbore pache de Predomura, ma at iscrittu poesias bellas, meda, b'est Antonio Mura su Vizu, chi issu est istadu immigradu in Germania e contat de su disterru de su caccolau in sa fabrica, issu fit unu operaiu de sa Volkswagen, e iscrivet issu puru chi sa limba, mentre su babbu iscrivet in nugoresu, sichinde sa tradizione namus finzas de s'iscritura, Antonio Mura va che tu li seperu chi truncat chista tradizione e iscrivet chi in unispecie de grafia fonetica, gai comente si pronunziat, no? E duncas in quei puru, ecco, comunque l'ani s'usan bene cutos poetas de Certo. innovare, de truncare chi in sas E Pedro tradiziones. Mura e su Vizu sunt vian nugoresos e totu issos puru. No, tando, Antoni Mura è naschiu in Nugoro, Predo Mura viti de Iglesias, si ch'est tramudau a Nugoro, ha sempre viviu in Nugoro, viti nugoresu de adozione, ha traballau in Nugoro, ha più sa famiglia in Nugoro, e duncas però iscrivet in nugoresu, quindi A cussu nugoreso. puru, sì. Veramente, a Pona Iglesias no, isse naschiu in Isili, Fitisilesu, Ah. Fitisilesu. S'est scoiuvau in Nugoro, sos fizos sono naschioso in Nugoro e issu iscrivet in nugoresu. E duncas issu puru una poesia chi contat insomma de sas peleas de sa gente che a issu, de sa gente comune, de sa gente normale. Un'attra poesia bellissima, chi boscussizzo, chi la cattaise, esempio di Sant'Olugia de Gonario Pinna, este bentu de 80 cavadarios, atto una maniera di scrivere che immagines è veramente ispantosa, e dunque, insomma, ne vale la pena de los connoscere. Bello Maria Antonietta, troppo bello custa panoramica che nos har fatto conoscere una scuola di poesia, nos har fatto conoscere finzas di storia, tradizione letteraria e ti torro gracias pro custa mesora de arresonada o negociada, come te nazis in Nugoro, che nos han fatto e ande vaghe medas atteras. Ti torro graziardeo andai chircae le ghie e fa vedere Susardu. Grazie a attive e andava kermedar de custa negoziadas. E ia de Urbozada, grazie.
Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha lasciato uno scantos a cappioso e legammenes, però conosco mezzo questa questione che abbiamo sterre di voi. E fizza sul riferimento sul libro che ha commentato e che ha mentovato gli ospiti di questa puntata. E accattate spurusa email mea se mi volete inviare pregunte o commenti. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con l'aiuto dei suoi ospiti e via. Adios.